Giacomo Leopardi disse del sabato che di 7 è il giorno più gradito, il momento in cui la speranza è più viva e la gioia della festa imminente riempie i cuori. Il sabato del Modica non è un sabato di attesa per la festa, perché la festa è oggi. La festa la organizza Filippo Raciti, il costruttore di un gruppo straordinario che segue il suo profeta verso la terra promessa. E la terra promessa è sempre più vicina all'orizzonte, soprattutto dopo oggi, dopo la vittoria sull'Avola che conclude idealmente il percorso netto del Modica. Da Avola ad Avola sono 15 vittorie consecutive, un intero girone, roba da raccontare ai nipotini un giorno davanti ad un camino acceso. L'11 allenato da Filippo Raciti sta riscrivendo i record della storia dell'eccellenza e non sembra volersi fermare. Il tecnico etneo può disporre per questo scontro diretto della migliore formazione possibile. Rispetto allo spartito solito si vede in campo il giovanissimo Parisi che non soffre l'emozione dell'esordio davanti ai suoi nuovi tifosi. In avanti Raciti sceglie la coppia palermitana Bonanno-Savasta. Sirugo, tecnico dell'Avola, risponde con il totem Dos Santos, già match winner all'andata, dietro gli ex Diop e Butera. C'è il pubblico delle grandi occasioni al Pietroscollo, nonostante si giochi inusualmente di sabato per consentire al Modica di avere un giorno in più di riposo prima della finale di Coppa. A tal proposito la società, padrone di casa, ha voluto ringraziare pubblicamente la società dell'Avola per aver acconsentito allo spostamento del match. Pronti via ed è subito brivido per la portavolese. Asero fa capire a Spataro che non sarà un pomeriggio facile, gli va via e rientra sul destro, calcia dalla sua mattonella, ma Santillo è bravo a distendersi e mandare in angolo. Al 17esimo la risposta del Avola è tutta nel tiro sbilenco di Dos Santos che manda alto. Le occasioni non abbondano perché le due squadre si rispettano e si temono e di conseguenza giocano molto abbottonate. Prova a sparigliare le carte ancora Asero che al 35esimo confeziona un replay dell'occasione del primo minuto, ancora fuga dalla sinistra, rientro sul destro e tiro sul quale interviene Santillo. 2 minuti dopo ci prova Insidis in acrobazia sugli sviluppi di un corner, ma la conclusione del greco è fuori di poco. Al 43esimo è provvidenziale l'intervento di Diop che anticipa Savasta su un ottimo servizio di Parisi. Si chiude il primo tempo con gli animi che sembrano surriscaldarsi all'uscita delle squadre dal campo. Per fortuna l'intervallo serve a stemperare e al ritorno non c'è più traccia di nervosismo. Al 9 minuto arriva il gol che fa esplodere lo scollo. Cappello dalla sinistra serve Savasta che ha la freddezza di temporeggiare, resiste all'istinto da bomber e veste i panni del suggeritore. Palla consegnata a Bonanno che batte Santillo imparabilmente. Il boato è impressionante. Tutti sotto la tribuna Siculamit a ricevere l'abbraccio dei tifosi. A questo punto Sirugo tenta il tutto per tutto, fuori un difensore Figini e dentro un giocatore offensivo come Montagno. La mossa dà coraggio agli ospiti che al 16esimo con rotella vanno vicinissimi al pareggio. Il tiro del centrocampista si stampa sull'incrocio dei pali a Romano battuto. Parte la girandola di sostituzione da una parte e dall'altra, ma le emozioni latitano perché l'Avola, dopo l'occasione di Rotella, non riesce a produrre pericoli per la porta modicana. L'unico brivido è al 39esimo con un mischione in area modicana che viene risolto con qualche affanno dalla retroguardia di Raciti. Non succede più nulla nonostante i 6 minuti di recupero. E qui la festa, direbbe Giovanotti, e la festa coinvolge in un unico grande abbraccio i 2000 cuori che oggi hanno battuto per il Modica. Giovedì si torna in campo per continuare a fare la storia. C'è da alzare un trofeo che manca nella bacheca modicana. Il Modica degli insaziabili non vuole lasciare neanche una briciola per strada. Lo Sciacca è avvisato.